Siamo in compagnia di Roger Molina, allenatore della formazione di A2 dell'Hockey Forte dei Marmi, che esce sconfitta 5-3 contro la capolista del CGC dal Palabarzanchi. Però io ho detto in telecronaca, Roger, uscita a testa alta perché con due assenze di Maggi e Kerekes, un'età media di 18 anni, avete giocato bene. Ecco, peccato di qualche ingenuità di troppo, però. Sì, un po' il riassunto è questo, no? La ingenuità che ancora abbiamo, che in momenti della partita dove si mette che la puoi competere, arrivare fino alla fine a giocartela, magari quel scatto nel risultato, sono andati 5-1 che sembrava già che la partita era chiusa. Siamo stati bravi comunque a entrare un'altra volta, però peccato, il rammarico che ti rimane è quello lì, no? Che poi sono errori che abbiamo parlato di prevenire e che ci fregano ogni volta, però comunque sono contento della prestazione. Venivamo da un paio o tre prestazioni non buone, diciamo, stasera ci abbiamo dimostrato a noi stessi che possiamo giocarcela con tutti. Bravi i due portieri, il vostro Bertozzi, Pablo chiaramente di là ha fatto la differenza, però ecco, in crescita è questa squadra, possiamo dirlo. Sì, tutti, soprattutto a livello mentale, perché per dire 2 settimane fa abbiamo giocato a Matera, siamo calati velocissimo, 7-0 sul primo tempo e la squadra ha fatto una spintonella, ma niente, la partita non l'abbiamo giocata. E qui che c'era il rischio reale col 5-1 di perdere anche 9-10-1 se incali, è praticamente una squadra di A1. E invece abbiamo rientrato e sono contento per questo gradino in più che abbiamo fatto mentalmente, e Leo ci ha aiutato tantissimo perché, diciamoci la verità, arrivato al primo tempo sono arrivati in porta tantissimo e se il portiere non ti fa una partita così non puoi stare vicino al risultato. Io ho detto che c'ha dei bravi maestri, te Richignata, insomma, voglio dire. No, alla fine lui ha imparato di più di Richignata che di me. Io cerco di regalargli un po' di tranquillità, serenità, che è già tanto. Alla fine non dare noia ai portieri a questi livelli è tanto, e dargli continuità e serenità perché lavorano tranquilli. Grazie, in bocca al lupo.